Tutto raso al suolo, compreso il muro. Oggi la famigerata area definita il Bronx fino a qualche anno fa non c'è più. Una sorta di ground zero, dicono i residenti che ne hanno vissuto le fasi. Oggi vediamo un po' di respiro, vediamo un'area che sembra assolutamente diversa da quello che era prima. Sembra un gran zero di Padova. Non si viveva, non è che non si vedeva, non si viveva assolutamente. Nel senso che passare per questa strada voleva dire mettersi 10 minuti ad attraversare via Anelli. Perché? Perché c'era la folla di magrebini e di chi spacciava che ti assediava, ti apriva le porte della macchina, ed è stata una cosa che assolutamente ha creato problemi a noi e a chi veniva anche a trovarci. Adesso è una situazione che sembra quasi surreale, perché pensiamo a quello che ci sarà dopo, la vivibilità, il prestigio che acquisterà il quartiere. Oltretutto ci ritrovavamo anche in condominio, su per le scale, io chiamavo sempre la polizia, si accoltellavano. Cioè era una cosa indescrivibile. Grazie agli accanitissimi comitati dei cittadini, Stanga, Pescarotto, la tensione su quella cittadella di illegalità divenne massima e ora gli scontri violenti tra polizia e immigrati rappresentano solo un ricordo da cui poter partire e ricostruire. Qua in quest'area qua si spacciava perché c'era una semplice rete dove ci passavano la roba. A un certo punto, quando durante la battaglia Zanonato e Carrà dissero ma cosa si può fare qua, cosa possiamo, qui bisogna tirare su un bel muro, una barriera in antispaccio da quella parte, perché sennò quando le forze dell'ordine entrano da una parte non riescono a prenderli perché scappano dall'altra. Erano momenti di grande disagio, di grande difficoltà, per cui è una svolta epocale.